A tutti voi buona giornata, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Il tricolore sulla bara, accanto il cappello d'agente di polizia, il caschetto da volontaria della protezione civile sono stati celebrati questa mattina in Duomo a Cividale del Friuli, alla presenza tra gli altri del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, i funerali di Elena Loduca, la donna di 56 anni morta giovedì scorso dopo essere stata travolta da una cacia nel rogo divampato a Cialla in comune di Prepotto, dove era impegnata in prima linea per contrastare le fiamme. Un'intera comunità si è stretta attorno ai parenti della vittima, in particolare al marito e alla figlia. Accanto alla bara c'erano gli agenti di polizia e colleghi volontari, centinaia gli uomini e le donne della protezione civile che hanno preso parte alla funzione dentro e fuori alla chiesa, dove è stato allestito un maxi schermo per poter assistere alle esequie. Oggi lutto cittadino a Prepotto, proclamato dal sindaco Maria Clara Forti. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre al Presidente Fedriga, anche il Vicepresidente Riccardo Riccardi, diversi assessori della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanini, il Prefetto di Udine Massimo Marchesiello, il Questore Manuela De Bernardin Stadoan, il Direttore della Protezione Civile regionale Amedeo Aristei, i sindaci di Cividale e Prepotto. E andiamo allora adesso a sentire le parole del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha parlato al termine delle esequie. Presidente Fedriga, una giornata dolorosa, ma lei ha voluto valorizzare l'impegno del volontariato. Sì, perché devo dire che l'esempio che ha dato sia Elena, ma che danno i volontari, è quello di vedere, mettersi a disposizione degli altri, soprattutto in momenti difficili, non come un favore che si fa per generosità, ma come un dovere. E questa è la forza della Protezione Civile di Friuli Venezia Giulia, si sente il dovere di aiutare la propria comunità. Ed è quello che forse probabilmente contraddistingue la nostra Protezione Civile rispetto ad altre realtà, anche in altre aree del Paese o dell'Europa, perché qui quello che ha portato la protezione civile, è stata la protezione civile e la costruzione della protezione civile a seguito del terremoto, non è semplicemente un ricordo da onorare doverosamente, è qualcosa che scorre nelle vene della nostra protezione civile e continua a portare avanti quelle risposte incredibili, soprattutto quando ci sono situazioni estreme di difficoltà, di disastri, loro ci sono, e questo è l'esempio che oggi viviamo e dobbiamo ricordare. Cosa si è sentito di dire ai familiari di Elena? No, ovviamente gli ho espresso la vicinanza, penso che quando si perde una persona così vicina, si perde una mamma, si perde una moglie, si perde una figlia, perché la mamma ancora viva di Elena non ci sono parole, non si trovano consolazione. Ho voluto soltanto esprimerle ovviamente la vicinanza delle istituzioni e ho cercato di avere il più grande rispetto del dolore che stanno provando in questo momento. Un'emergenza, quella degli incendi, che non è finita. A 10 giorni dall'inizio dei roghi in regione, il Carso ha ripreso a bruciare, minacciando nuovamente alcune abitazioni, e così nella notte il sindaco di Savogna di Sonzo ha disposto l'evacuazione di 25 famiglie nella frazione di San Michele. Sono state accolte nella palestra. Riprendono forza le fiamme sul Carso a 10 giorni dall'inizio degli incendi e il sindaco di Savogna di Sonzo ha deciso di evacuare 25 famiglie nella frazione di San Michele. Per domare le fiamme e tentare di frenare l'avanzata del fronte continuano ad operare sul territorio vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile e volontari. L'attenzione si è spostata nuovamente sul Carso, che nella tarda mattinata di ieri ha ripreso a bruciare tra località De Vetacchi e il Monte Brestovec, in comune di Savogna di Sonzo. 2 i fronti attivi, uno a San Michele del Carso, dove le fiamme sono arrivate a 500 metri dalle abitazioni, spingendo il sindaco Luca Pisca a decidere per precauzione di evacuare 200 persone, un altro a De Vetacchi, a ridosso della statale 55 del Vallone. Il fuoco nel bosco a San Michele si era ravvivato nel pomeriggio di ieri, poi, grazie anche all'intervento di 2 elicotteri, era stato posto sotto controllo. In serata però, alimentato dal vento, è aumentato di potenza, minacciando l'abitato.
Così alle 3 il sindaco ha disposto l'evacuazione. Le 25 famiglie sono state sistemate nella palestra di Savogna. Si tratta, come ha spiegato il vicegovernatore della regione con deleghe alla protezione civile e alla salute Riccardo Riccardi, delle stesse strutture allestite la settimana scorsa in occasione della precedente evacuazione, che non sono state smantellate. Vigili del fuoco, uomini del Corpo Forestale e della Protezione Civile hanno lavorato tutta la notte nel tentativo di contenere l'avanzata dell'incendio. Sul posto sono stati inviati da Roma 2 Canadair. Per un aggiornamento in merito alla situazione sentiamo l'intervista al sindaco di Savogna d'Isonzo, Luca Pisc. Lo ha raggiunto per noi il collega Andrea Pierini. Sindaco, è un incubo che sembra non finire mai, non c'è tregua. Esattamente, non c'è tregua, ma io sono praticamente positivo, diciamo, perché so che ce la faremo a sconfiggere questo fuoco, a finirla, perché veramente dopo 12 giorni mi pare che ci sta un po' perdendo anche così in giro, sembra questa situazione, a parte che penso che questa volta purtroppo il principio del centro sia stato fatto da parte dolosa. In questo senso l'attività procede, è stata evacuata a San Michele, però la situazione, come ha detto lei, sta migliorando, siamo a ora di pranzo. Sì, sta migliorando perché dalle 7 è arrivato il primo elicottero, dopo sono susseguiti altri 2 e adesso abbiamo anche altri 2 Canadair dalle 8:30 in poi. Per intanto insomma la situazione secondo me sta migliorando. È vero che c'è questa bora che dà un po' di pensieri sicuramente, però insomma dicono che il presione il pomeriggio dovrebbe attenuarsi, così che insomma io lo vedo abbastanza positivamente. E intanto c'è la siccità che incombe con le riserve d'acqua che stanno terminando e così si annunciano nuovi razionamenti per l'agricoltura. Quanto ha deciso il consorzio Cellina Meduna, l'acqua potrebbe essere garantita sino a inizio agosto. Vediamo. Nuovi razionamenti di acqua. Le precipitazioni atmosferiche degli ultimi giorni non si sono rivelate sufficientemente intensi ed uniformi, tanto che nulla è mutato nella consistenza delle riserve idriche a disposizione del consorzio di bonifica Cellina Meduna. Il quadro maggiormente critico resta quello del Meduna, la cui portata è scesa a 3,5 metri al secondo. All'interno del bacino di Redona ci sono al momento poco più di 5 milioni di metri cubi di acqua, ovvero una scorta che dovrebbe esaurirsi di qui alla prima decade di agosto. Si rendono improrogabili nuovi razionamenti lungo l'asta del Meduna, dove non è piovuto nemmeno in occasione delle recenti ondate di maltempo, ha commentato il presidente dell'ente irriguo Walter Colussi. Va un poco meglio sul Cellina, con 16 milioni di metri cubi invasati tra Barcis e Ravedis e una corrente in ingresso in diminuzione, ma pur sempre vicina ai 9 metri cubi al secondo. Tra l'altro, proprio la presenza di un certo accumulo idrico sul Cellina ha permesso ai velivoli impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo scoppiato sabato a notte sul Monte Raut di approvvigionarsi anche da Ravedis nell'immediatezza dell'episodio. Le prossime ore quindi saranno cruciali per l'agricoltura del Pordenonese. E i 3 consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia e la Regione hanno fatto il punto sulla drammatica crisi idrica che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura. È successo a Udine, nell'immediato si spera nella pioggia, per il futuro serve un piano strategico da realizzare con fondi statali e regionali, come ha sottolineato appunto a Udine l'assessore regionale Stefano Zanier. Assessore Zanier, le misure messe in campo dalla Regione per fronteggiare questa crisi idrica, oggi insomma il confronto con i consorzi di bonifica. Sì, attenzione, bisogna far chiarezza, per fronteggiare la crisi idrica di oggi c'è soltanto la pioggia. Per quello che significa invece la crisi idrica del domani, invece qui ragioniamo su una serie di investimenti sia dal punto di vista della raccolta per quelle irrigazioni di soccorso e di precisione, sia dal punto di vista dell'incremento sostanziale dei fondi rispetto alle conversioni irrigue. Noi oggi dobbiamo iniziare a ragionare assieme ai fondi del PNRR che sono stati già allocati e di cui attendiamo la disponibilità proprio per andare a riconvertire gli attuali sistemi di distribuzione, di arrivare a un utilizzo migliore dell'acqua in modo da utilizzarne il meno possibile, mantenendo invece quelle che sono le superfici asservite e cercando, ove è possibile, di trovare anche delle fonti diverse rispetto a quelle attuali per poter incrementare la superficie.
Allora, per il sistema dei consorzi in totale sono 23 milioni in questa tornata, altri 5 erano già stati messi nella tornata precedente e più dobbiamo contare che ci sono alcune progettualità che sono in corso di valutazione e conclusione dei bandi PNRR per svariate decine di milioni, quindi parliamo di investimenti probabilmente mai visti con queste dimensioni in Friuli Venezia Giulia per riuscire a rendere efficiente l'utilizzo dell'acqua. Calano a livello nazionale, più lentamente in Friuli Venezia Giulia, le nuove infezioni da Covid, aumentano le reinfezioni dei guariti. Sul fronte delle vaccinazioni resta al momento molto lontano l'obiettivo delle 100.000 quarte dosi al giorno. Per la seconda settimana consecutiva calano i nuovi casi di Covid-19. Dal 20 al 26 luglio sono diminuiti del 25% a livello nazionale, del 12% in Friuli Venezia Giulia. Continuano invece ad aumentare i decessi, più di 1.000 in una settimana in Italia, contro gli 823 della precedente. Lo evidenzia il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. A crescere sono anche le reinfezioni dei guariti, il 5,2% del totale dei casi tra il 24 agosto 2021 e il 20 luglio di quest'anno, secondo il report dell'Istituto Superiore di Sanità. Nell'ultima settimana l'incidenza è salita al 12%. In Friuli Venezia Giulia sono sopra alla media nazionale i posti letto in area medica, 23,2%, mentre sono al di sotto della media quelli in terapia intensiva, 4%, occupati da pazienti Covid. Tornando ai nuovi infetti, i casi ogni 100.000 abitanti nell'ultima settimana sono diminuiti del 18,5% a Gorizia, del 17% a Pordenone, del 15,5% a Trieste e del 6,2% a Udine. Sul fronte delle vaccinazioni, la Fondazione Gimbe segnala come siano in aumento le somministrazioni quotidiane delle quarte dosi, che si attestano comunque poco sotto le 52.000, quasi la metà del target fissato di 100.000. Al 27 luglio, considerando over 60 e fragili, spiega il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, si contano 896.000 non vaccinati, 1,94 milioni senza la terza dose, 14,4 milioni senza la quarta. Nella nostra regione il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 9,2% contro la media nazionale del 12,2%. Spilimbergo ospiterà domani la convention dell'Ente Friuli nel mondo con rappresentanti da decine di fogolars di tutto il mondo. Le celebrazioni coincidono con il centenario della scuola Mosaicisti. Telefriuli le seguirà in diretta a partire dalle 16:30 domani. Argentina, Brasile, Venezuela, Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, ma anche dall'Europa e dall'Italia. I fogolars furlan di tutto il mondo si riuniscono in Friuli per la Convention 2022 dell'Ente Friuli nel mondo, in programma domani a Spilimbergo al Teatro Miotto. Una scelta precisa quella di Spilimbergo, dato che si festeggia in concomitanza con il centenario della scuola Mosaicisti del Friuli e l'inaugurazione della mostra Mosaici e Mosaici. Sul palco quindi si alterneranno momenti dedicati alla storia del mosaico e a quella dell'immigrazione friulana, con la possibilità di assistere da tutto il mondo alla celebrazione. Infatti Telefriuli trasmetterà in diretta a partire dalle 16:30 la festa e attraverso lo streaming tutti i 140 fogolars sparsi per il mondo potranno collegarsi con la terra natia e seguire i lavori e la festa. Musica a tutto volume, urina, schiamazzi, rifiuti a terra, rombi di motore. Continuano le segnalazioni di situazioni oltre le righe a Turiaco. Al centro dell'attenzione un locale nella zona artigianale che organizza serate dedicate ai più giovani. Tra i segnali più evidenti anche la vandalizzazione della grande lettera G che compone la scritta Gaber lungo la pista ciclabile dedicata al cantante milanese, il terzo danneggiamento subito in poche settimane. Così non va, dice il sindaco Enrico Bullian, faremo tutto quanto in nostro potere, coinvolgendo anche le autorità preposte, per modificare questo andazzo negativo. Chiaro che per colpa di alcuni vandali pagheranno tutti, ma non possiamo accettare danni continui e rotture costanti per la collettività e la cittadinanza. Ci fermiamo qui, appuntamento tra pochissimo, sempre in diretta con A Voi la Linea.